benvenuti per questa serata musicale, di musica e sociale. E noi come Associazione Culturale Alasimbulu siamo molto onorati di presentare il debutto dei nostri amici di Ussi, che hanno costituito un gruppo musicale e hanno messo il nome di Ossidian. E dopo tantissimo lavoro per mettere insieme i brani con i loro testi, oggi finalmente il grande debutto molto aspettato. Il gruppo si presenterà da solo dopo per arricchire la serata del debutto. Ci saranno questa serata anche 3 artisti che faranno della serata molto più musicale e più variegata della musica. Iniziamo col presentare a Gianna Melas, un applauso a Gianna Melas. Allora, Gianna Melas è nata a Porto Torres, ma è cittadina del mondo, dice lei. Ha imparato a cantare fin dall'età di 5 anni, sia come autodidatta che come corista, anche nella corale universitaria. La chitarra è sempre stata la sua migliore amica fin dai 16 anni, naturalista per mestiere, ma soprattutto per passione. Ha sempre conciliato l'amore per la scienza e la natura con la musica, trasformando in melodia gli aspetti più belli, ma anche quelli più drammatici della nostra madre terra. Ha vissuto 6 anni in Spagna, a Barcellona, e tra i vari viaggi ha visitato la riserva dei nativi americani in Canada e le zone più povere del Nicaragua, conoscendo culture diverse che hanno arricchito musicalmente il suo stile. Gianna si definisce come un albero le cui radici sono ben salde nella terra nativa e i suoi rami crescono alti, alla scoperta delle meraviglie del mondo. Per questo motivo si esibirà cantando in lingua sarda alcune delle più celebri canzoni isolane in versione folk secondo il suo proprio stile. Però non è il caso di questa serata, che farà 3 brani come gli altri artisti e li farà in inglese. Un applauso a Gianna e iniziamo la serata. Buona serata a tutti. Per riscaldare la voce presento una versione di una canzone di Ben Harper. New girl, never through. She was an old liar. She couldn't stand one day alone, and she could be satisfied. When you had everything, you had everything to lose. She made herself billionaires, and she played home and put at use. But she had died some inside. She had died some inside. She had died some inside. Candle through his light into the darkness, in the next world so shiny negative. Make sure the fortune that you seek is the fortune that you need. Tell me why the first you ask is the last you give every time. What you saying? You tell me follow
Allora, il prossimo brano è un brano di Buffy Sainte-Marie, che è una cantante, sono brani poco conosciuti, è una cantante in realtà nativa americana degli anni 70, e questa canzone non poteva mai essere attuale come in questo momento perché parla della terra e dice, è una canzone, veramente forse la conoscete perché è la colonna sonora di un film degli anni 70-80 sempre, che è Soldier Blue, dove fanno vedere un soldato che vede la terra solo come una cosa, insomma, da conquistare, e lei in questa canzone dice prova a vederla in un altro modo, c'è un altro modo di amarla, ecco. E questa cosa è attuale, un po' riferita agli Stati Uniti, infatti parla del Nord America, che non è soltanto una terra da dominare come vuole fare Trump, è anche riferita alla Sardegna ovviamente, quindi questa è la canzone di Soldier Blue di Buffy Sainte-Marie. Tell your story and it's a true one, and I tell you like you understand, and I ain't gonna talk like some mystery man. I look out and I see them, young and lovely. 50,000 here, waiting, praise her. She's a free, was and
Prima di lasciare il posto ai veri musicisti, vi presento anche un mio brano. In realtà è un brano che ho scritto con un amico tempo fa, che si chiama Illusion. È un brano che ho scritto con il mio ex gruppo. Spero di ricordarla bene, da un po' che non la faccio. Non so mai
siamo gli Ossidian e questo è ufficialmente il nostro primo concerto. Abbiamo scelto il meglio, Alex Barr, la storia del nostro paese. Come abbiamo reso pubblico, questo concerto lo vogliamo dedicare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto l'affetto possibile a Tatiana, che ci manca tantissimo. E che senz'altro lei sarebbe stata con noi questa sera. Già me lo immagino qua davanti con uno dei suoi ciao cugini, grandi. E vabbè. Comunque, il secondo pezzo è un pezzo che parla di sogni e di realtà e di quanto sia molto più spessa la distanza che li separa. È un po' come dire, tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Non saltai mai da treno.
insetti giganti che vanno lungo il fiume per cercare il vero seme della vita, falchi dalle ali dorate che squarciano il cielo seguendo la scia che porta verso il sole, 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 il sole. Rock and roll! Ok, il terzo pezzo che facciamo ha come argomento purtroppo gli incidenti sul lavoro, che sono una vera e propria piaga, una piaga sociale. Ed è stato scritto la sera al funerale di un amico che purtroppo ha perso la vita mentre faceva il suo mestiere. Purtroppo continuano a succedere continuazioni. Bisogna fondamentalmente pretendere la sicurezza sul lavoro e bisogna investire sulla sicurezza del lavoro, perché è sempre inaccettabile che una persona esca di casa per potersi guadagnare il pane e non faccia ritorno dai familiari. Il pezzo si intitola La ballata di John Bull. Come va? Io qua giù così, così, ti volevo dire che ci rimane un vuoto in me, qualche
penso a te. Io spero che tu stia insieme agli angeli del cielo, libero come il vento, neanche un poco prigioniero. Dio ti prego, fai che lui non vada giù all'inferno, ma che stia lì in paradiso. In eterno io penso a te. Io penso a te. Io penso a te. Io penso a te. Ti saluto, caro amico, con un alito di fiato, piango il rido il piango, ci vediamo, spero tardi, non lo so, chissà quando. Ciao. Grazie. Ok, andiamo avanti con un pezzo che parla del... canzone che parla del patto di Medellin. Se qualcuno di voi non sa cos'è il patto di Medellin, c'è Wikipedia, mica ve lo devo spiegare io. È il serpente piumato.
Quello feroce di un mondo spietato
vogliamo fare un applauso all'Augusto Daulio, visto che ci siamo. Grande Augusto! Sei nel nostro cuore, sempre. Ok, la prossima canzone è una canzone che ha una serie di argomenti contrastanti. È una sorta di viaggio comunque, un viaggio introspettivo, vissuto però in terza persona. E si intitola C'è il mare in te. Io non so chi sei e non so che vuoi, ma so solo che tu fui vento che sta in piedi come un ladro allo spavento e soffi tra le barriere del tempo. Ma soffia piano, stai attento. Uccidi il nemico così intendi, dai, non farlo senza cercare me. Io ho già il nemico, io ho già il mio nemico. Fai in fretta, fallo prima che il vento smetta. Colpisci forte e ti si apriranno mille porte e poi scoprirai che c'è il mare in te, c'è il mare in te che scuote il mio senso e perché. Mi sento un Dio, mi sento un Dio, mi sento un Dio, mi sento un Dio. C'è il mare in te, c'è il mare in te, c'è il mare in te, c'è il mare in te.
sento Dio, mi sento Dio, c'è il mare in te, c'è il mare in te, c'è il mare in te, c'è il mare in te. Grazie perché mi hai dato forza e coraggio senza usare il filtro malvagio. Ora siamo amici, c'è il mare in te, 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 ascolta il mio senso. Marco, si potrebbero avere gentilmente 5 birre? Perché qua davanti al bar, no? Perché? Come perché? Ha chiesto perché? Perché mi sento un Dio, mi sento un Dio, mi sento un Dio, mi sento un Dio. C'è il mare in te, c'è il mare in te, c'è il mare in te, c'è il mare in te. Mi sento Dio, mi sento Dio, mi sento Dio, mi sento Dio. C'è il mare in te, c'è il mare in te, c'è il mare in te, c'è il mare in te. Anche giù, per il vero! Io ve lo dico, chi non batte le mani muore domani. Ancora vai!
Ma beviamo. Brindiamo alla vostra e a Tatiana, che ci manca sempre e ci mancherà. Vai così, tutto questo è per te. No, dunque, ora facciamo un pezzo che ha come argomento il dramma delle sostanze, che poi dipende dal punto di vista, ma non sempre è un dramma, poi ognuno è sempre libero di vedere il suo punto di vista. Però sappiamo quanto è facile farsi coinvolgere dalle sostanze. È facile entrarci, ma è molto difficile uscirne. Il pezzo si intitola Cadere giù. Non ti ho visto mai fatto così, le tue mani bruciano e tu non ci sei, le tue mani pregano, vorresti cadere giù, cadere giù, cadere giù. Cadere giù, cadere. Oh, non ti ho visto mai, strano così. Il tuo giorno è arrivato e tu non ci sei. Chiudo gli occhi per non vederti cadere giù, cadere giù, cadere giù, cadere giù, cadere. Digli di no, dimmi che cosa pensi quando stai con lei. Chi ti riempie gli occhi dei tuoi falsi dei. Dimmi che cosa dice l'anima che hai, se ti spaventi ancora quando non ci sei. Oh, non ti ho visto più insieme a noi, troppo uguali e stupidi per dire di sì, solitari e inutili, ma è meglio così, è meglio così, è meglio così. È meglio così che cadere. Dimmi che cosa pensi quando stai
settembre scorso, la mattina non dormivo, ero lì che strimpellavo, prendevo la chitarra e mi è venuta fuori questa canzone che è nata da sola. L'ho scritta per Tatiana. Lei ha lasciato un vuoto incolmabile. Niente, si intitola La vita è un battito di ciglia. La giochiamo in acustico e massimo perché purtroppo non abbiamo avuto il tempo materiale per svilupparla con la band. Ok. La vita è un battito di ciglia, la vita è il soffio di un'idea, è come un vento che ti piglia, è proprio come la marea, ti porta via. Via con sé. La vita è un
grazie mille. Lasciamo la parola a Mariellu per presentarci il secondo ospite. Noi ci vediamo più tardi. Io Sidian, sono un bravo davvero, complimento, un applauso a Yossidian. Li sentiremo dopo, adesso li mettiamo a riposo e andiamo avanti con Sabrina e Vanni, due bravissimi artisti. Un applauso a Sabrina e Vanni. Il loro motto è: la musica è vita, musicisti da sempre e organizzatori di eventi di musica live e suonano insieme da 20 anni, componenti della band Supergruppo di Sassari, che vanta di un vasto repertorio con le più belle canzoni pop rock dagli anni 70 ad oggi, che propone nelle piazze e nei locali di tutta la provincia e oltre. E quindi tra poco li sentiremo. E aggiungo che gli Yossidian, i loro testi sono tutti loro, li scrivono, li mettono in musica, e quindi sono anche cantautori, diciamo, sono molto bravi. Li auguriamo, poi li presentiamo perché non si sono neanche presentati, li presentiamo dopo a uno. Adesso ascoltiamo Sabrina e Vanni. Sì. Scusate, chiaramente il cambio tra un gruppo e l'altro ci sono sempre dei problemi tecnici, anzi vogliamo ringraziare il tecnico qua che ha un'abilità incredibile, dinamica a 1000. Tante grazie. Allora vabbè, noi siamo Vanni e Sabrina, sì. Sabrina Meloni. Noi apparteniamo praticamente a un gruppo che si chiama Supergruppo. Oggi facciamo diciamo rappresentanza del Supergruppo, suoniamo noi. Chiaramente scusate sempre qualche inconveniente tecnico. Ringraziamo Yossidian per averci invitato e noi siamo molto contenti di partecipare al nostro evento. Siamo quasi pronti. Comunque, come ha già detto Sabrina, vogliamo ringraziare gli Yossidian, Massimo, Gianni e tutti quanti i loro componenti per averci invitato. Noi abbiamo già suonato in questo locale qualche annetto fa, quindi volevamo di nuovo partecipare, così ci hanno invitato loro. Vabbè, noi facciamo cover, non siamo cantautori come loro. Siamo in famiglia comunque. Sì, tra l'altro lui Massimo, un componente degli Yossidian, è il fratello di Sabrina. È il cognato di Vanni. Vabbè, allora iniziamo con un brano di Massimo Ranieri. 20 anni.
questo era un brano del 1970 di Massimo Ranieri, uno dei brani. Adesso vabbè, vogliamo un po' onorare la terra sarda con un pezzo dei Modà. Ed è Tazenda. Azienda. Sì, chiaramente, volevo dire prima è Azienda, poi Modà. Comunque ci siamo Vabbè, l'hanno capiti. scritta in moda, però interpretata anche da Tazenda.
Beh, adesso vogliamo fare qualcosa di più scoppiettante Vi farà ballare un pochino, dai. a livello nazionale, diciamo. Chiaramente volevo ringraziare anche Marietto perché anche lui fa parte, diciamo, un applauso, È sempre è sempre disponibile, gentilissimo in qualsiasi occasione, sia questa che altre. E anche Antonello per le riprese, perché è sempre presente. Beh, sì, chiaramente. Con i ricchi e poveri.
grazie per averci ospitato stasera. Con loro Sardo Rock, bravissimi comunque. Perché se non gira
non c'è bisogno di spiegarvela. È la risposta a Re Will di Vasco. Ok, proseguiamo con un pezzo che parla di guerra, di solitudine e si intitola Insas Carreras. Sing
Max Parra, ma ci siete? Ci siete? Non c'è nessuno.
canzone d'amore questa, dunque è la canzone di un amore non corrisposto, probabilmente a causa di una serie di fattori contrastanti, ma anche a causa della timidezza, e mi vede, ahimè, come protagonista. Si intitola San Valentino. Forse ha capito, forse un giorno capirà. San Valentino, fammi entrare nel mio cuore, dentro l'anima mia. San Valentino, non mi lasciare solo, piango solo per lei. Piango solo per lei. Di fronte a lei vedo tutta la mia vita che non ha più un senso, una storia, un'identità. Mi sento uguali ad una foglia che va giù, senza conforto, senza cuore, senza gioventù. San Valentino, falla entrare nel mio cuore, dentro l'anima mia. San Valentino, no, non mi lasciare solo, piango solo per lei, piango solo per lei. Di fronte a lei ho perso ogni speranza adesso che sta insieme a un altro bello 100 volte più di me, manco fosse Brad Pitt. Adesso piango, rido, soffro e non canto più. Forse ho capito, forse un giorno capirò. Forse ho capito, forse un giorno capirò. San Valentino, falla entrare nel mio cuore, dentro l'anima mia. San Valentino, non mi lasciare solo, piango solo per lei, piango solo per lei, piango solo per lei. Piango solo per lei.
Andato, ciao. Grazie mille. Allora, vi lasciamo con una canzone che merita un breve discorso, cercando di essere più conciso possibile. Allora, qua in Sardegna abbiamo molti problemi purtroppo. Uno di questi sono i pannelli solari e le pale eoliche, che sono un vero e proprio, perdonatemi il gioco di parole, giramento di pale. Però ci sono tanti altri problemi che purtroppo abbiamo qua in Sardegna. Uno di questi è la militarizzazione della nostra regione. Ci sono in Sardegna ben 16 basi NATO, comprese basi militari. Nel Lazio e nella Lombardia sono 11. Cioè, noi qua in Sardegna abbiamo tutti quanti i rischi per saltare in aria se scoppia una guerra. Dio ci scampi liberi. Siamo la prima regione che salta in aria. Comunque, questo discorso era giusto per introdurre una canzone molto patriottica, si intitola Sardos. Questa è una terra dimenticata e antica, questa
Santos, Sardinha, nós somos Santos. Grazie a tutti di essere venuti questa sera a questo nostro debutto. Ringraziamo tantissimo Ara Sipol e Marieti, perché è stato il primo che ha venuto in noi a questo nostro progetto, che speriamo che abbia un seguito, perlomeno noi ci mettiamo l'entusiasmo e la voglia di suonare. Poi ringraziamo tantissimo Alex Bar e Marco che ci hanno sostenuto a questa serata. A cui va un grande applauso. Grande Marco, è un grande peccato che chiuda, speriamo anche che sta davanti Alex Bar, perché è la storia di Usci. Ringraziamo, non lo vedo da qualche parte, il coautore di questa canzone, Giovanni Adore, dov'è? Non lo vedo. Zuniano, dove sei? Va bene. Noi ringraziamo anche Flavio per aver messo a disposizione la paletta, perché ci ha sempre sostenuto, aiutato, il suo supporto tecnico non è da niente. Ovviamente Alfredo, grande Alfredo, gran tecnico. Yossi Danzone. Ladies and gentlemen, fate un grandissimo applauso a Gavino Masina alla batteria! Al basso, Mister Emilio Da Pau! On electric guitar, my brother, Antonio Spanu! Ladies and gentlemen, un'entità, Mister Massimo Meloni! Io sono Gianni Spanu, grazie davvero di cuore. Adesso chiudiamo in bellezza però, facciamo un coro che si deve sentire anche negli altri bar.
grazie tanto. Lasciamo la parola a Mario che ci presenta. Complimento, lavoriamo che questa serata, questo debutto, sia da su comienzo di un lungo cammino di canto in tutta la Sardegna e il pubblico d'Italia. E può finire in bellezza questa serata, diciamo, Emanuele Sara, che è un cantautore di Ussi. Emanuele Sara comincia la sua carriera, pensate, a 6 anni, quando gli regalano una chitarra e ha frequentato il suo conservatorio studiando il suo pianoforte. Pubblica il suo primo album sul 2008, Un stella di Sardegna. Il suo 2017 pubblica un altro album intitolato Saterala e come travagliando per un album nuovo, il Creative Sacro in italiano e ha frequentato il circolo di Magol, autore. In suo frattempo domandiamo a Emanuele se ha fatto caccato l'album. In preparazione del suo album, oggi vi canto anche una canzone che ho già pubblicato, che è un anticipo del terzo album. Bene, ascoltiamo Emanuele Sara. Buonasera. Avete ancora voglia di sentire, di ascoltare un cantautore? Sara Music, quindi su Instagram, su Facebook, YouTube. Stasera voglio cantarvi come richiesto da Gianni, tanto che ringrazio per avermi invitato, complimenti per il sound di oggi molto energico, mi è piaciuto molto. Si sente? Là in fondo si sente? Si capisce quando parlo? Ok. L'album Saterala inizia con TSO e finisce con Libero.
un concert album che ho registrato in studio con dei musicisti molto bravi. TSO l'ho scritta, togli il riverbero, togli tutto. TSO l'ho scritta, togli tutti gli effetti dalla voce per favore. L'ho scritta in un periodo mentre è dedicata da Merini, leggevo le sue poesie e mi sono appassionato alla sua storia. E quindi ora vi ascoltate TSO. Risposta alla domanda chi sono io, credo nel profondo una risposta c'è per farmi stare buono. Chi sono io? Chiedo aiuto nella mia stanza, mi sento solo. Chi sono io? Vivo e non vivo cercando una risposta alla domanda chi sono io? Credo nel profondo una risposta c'è per farmi stare buono. Chi sono io? Cantante, musicista, scrittore comico, filosofo, artista, la realtà stocca. Per me è una verità, tutti contro di me, per la mia aggressività. Vorrei vivere sopra una nuvola, toccare il cielo, volare come una rondine dalla mia finestra, capire la mia diversità, perché sono una persona come te che sai gestire la tua libertà. Vorrei vivere sopra una toccare il cielo, volare come una rondine dalla mia finestra, capire la mia diversità, perché sono una persona come te che sai gestire la tua libertà. Si capiscono le parole? Questa si intitola Libero e chiude l'album Santerale. Il ricordo è dolce questa sera, ma non nella mano, camminavo insieme del mattino, per andare a scuola tra ungaretti e fosfori, partite doppie, non eri mai sola, al cambio del loro bacio, e una canzone scritta al pianoforte, che sembrava un'orchestra, solo per te il sole, la primavera, che riscalda dopo un temporale, spezza le catene dell'orgoglio, un po' di pensare, guardami negli occhi, fermati un istante, libero, libero il pensiero, sento che vicino a te io
storia per introdurvi questa canzone che è l'ultima canzone che ho pubblicato, quindi è un singolo di apertura di una nuova pubblicazione, di un nuovo album. Si intitola La mia medicina. Questa canzone l'ho scritta in un periodo un po' di difficoltà per me, quindi ho esorcizzato un periodo negativo rendendolo positivo, quindi cercando una forza. Ho partecipato a un contest una volta e questo artista del mondo dello spettacolo in Sardegna è conosciuto, un po' conosciuto. C'era in premio 3.000 euro, ho partecipato, ho vinto questi, insomma mi hanno dato un assegnone di carta grande, enorme, però 3.000 euro non li ho visti. Questo artista, questo personaggio dello spettacolo mi ha detto: non ti do i 3.000 euro, ti produco l'album, ti produco il terzo album, perché succedono anche queste cose nel mondo dello spettacolo. L'ho conosciuto dopo Santerala, c'era un proseguimento. Facevo ascoltare le mie canzoni a questo personaggio e non andavano mai bene a lui non andava mai bene nulla. Ha cercato di affossarmi in ogni maniera. Quindi che cosa voglio dire con questa storia? Che non bisogna ascoltare nessuno, quindi lo dico a voi, ossia state iniziando, oggi è il vostro debutto, quindi io vi auguro tanta buona musica. Non ascoltate consigli di nessuno, andate per la vostra strada, sempre, 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 non snaturatevi mai, ok? Cosa sognavo, lo sapevi solo tu, immaginavo, in realtà cadevo giù, mi dicevi attento, che poi ti perderò, io non capivo, non dicevo mai di no, sorgere con un soffio di vento, portando via tutto il mio tormento, vivere senza tempo nel tempo, un sole spento, io senza canto, la mia medicina. Darti un bacio la mattina quando tutto il mondo fermo per qualche secondo e tu che sei qui accanto apri gli occhi e mi incanto, vedi quel momento io ti bacio e son contento. Progettavamo
Questa la trovate su YouTube, Spotify, ascoltatevela da registrare. Buon proseguimento di serata, grazie a tutti. Grazie. Cosa volete ascoltare? Dai, approfittate adesso. Non la sento. Cosa state facendo? Mi state dire? Va bene una versione così acustica. Si accendono le luci sul cielo della strada invernante. Non ci sono sante ma voglia di pura dolcezza con la carezza. Donna mia, adesso la tua felicità mi perdo nei tuoi occhi. Prendi ora la tua femminilità. Voglio viverla senza te, non vivo senza te. Verde con limone, senza amore né spole, mangio le parole. Nuda mi sorridi sul mio letto, un libro aperto. Splendida creatura di rara bellezza, resta l'amarezza di averti mia soltanto per un'ora, giusto una parola. Rendila adesso la mia felicità, mi perdo nei tuoi occhi, non ti nascondo la mia umanità. Se vuoi vivere senza te, non vivo senza lei. Verde con limone, senza amore né spolemmele, mangio le parole. Nuda mi sorridi sul mio letto, un libro aperto. Mi sorridi sul mio letto, un libro aperto, libro aperto, libro aperto. Grazie. Grazie Emanuele Sara, il cantautore di Ussi, molto bravo. E ringraziamo pure a Sandra e Fanni, no? A Sabrina e Fanni, sono gli ospiti, ringraziamo gli ospiti di questa serata, Sabrina e Fanni, e Gianna Campus, Gianna Melas e Emanuele Sala. A Gianni Spallo invece vi voglio chiedere, è andata bene come serata, no? Intanto
la chiudiamo qui, la serata è finita qui. Noi pensiamo che sia andata bene, come il primo debutto. Non lo so, spero che sia andato bene, che il pubblico si sia divertito. C'è stata della collaborazione, questo fa piacere. Volevo dire due cose. Questa avventura con gli Ossidia è nata anche con altri ex elementi che non ci sono, però è giusto ringraziare anche a loro. Dunque facciamo un ringraziamento anche a Christian, facciamo un ringraziamento a Leonardo e a Gianfranco, ok? E niente, volevo dire anche un'altra cosa, che è nato da qualche tempo un canale YouTube in cui c'è il nostro materiale, le nostre composizioni, i nostri live, eccetera, eccetera. Seguiteci tramite questo social qua. Grazie mille. Auguri a Ossidia, un applauso. E grazie al pubblico di Ossi, Alex Bar. Bene, non andate via, ci sono un po' di piste, se mangiamo insieme. E grazie a tutti, grazie.